Brava Maia! Dai, dai! Sì, sì. Forza! Sì! Dai, dai! Bravo! Dai! Fuori gioco! Maia si muove. Maia secondo palo. Cambio. Si domanda dove Toma! Vai ragazzi! Calcia, calcia! Dai, Vicky, giù, giù! Allora, Gaia, capitano delle giovanissime, oggi una giornata di campionato verso fine dicembre, prima del Natale, una sconfitta per 1-0, ma comunque i risultati contano fino a lì, conta sicuramente di più il gioco e il divertimento. Certo, sicuramente oggi ci siamo divertiti un sacco, soprattutto il secondo tempo, che c'è stato comunque più gioco rispetto al primo, siamo state più unite, ci siamo date più una mano e quindi è stato anche più bello. Contro i maschi è sempre difficile e oggi diciamo che il primo tempo li abbiamo un po' sofferti, siamo stati un po' lì, poi siamo riusciti a sbloccarci e a giocare e a fargli male anche. Peccato per il rigore sbagliato da Mella, però ovviamente, come dicevamo, conta solo il divertimento. Sì, certo, dà fastidio perché comunque un rigore sbagliato sull'1-0 per loro ti dà un po' fastidio, però ci sta, è anche la prima volta che è venuta con noi, quindi aveva comunque una certa responsabilità sulle spalle, sicuramente noi gliele facciamo un peso. Da capitano, cosa dici della tua squadra? Che c'è stata sicuramente una grande crescita, ci siamo unite molto in campo e fuori, ci sono stati sicuramente degli alti e bassi, ma siamo sempre uscite unite e mi trovo benissimo e quindi bene. Ora con Maddalena Gallon. Maddalena, arrivi dal Barbisano, una squadra totalmente maschile, ora nelle ragazze che differenza hai trovato? Beh, allora, dall'anno scorso la squadra maschile era cambiata totalmente perché io ero rimasta con gli esordienti, mentre i miei compagni erano passati tutti ai giovanissimi, quindi era una squadra con molti difetti e che aveva bisogno di crescere molto, e questa squadra mi sembra molto più cresciuta rispetto a quella dove mi trovavo prima, e con sicuramente meno miglioramenti da fare per avere dei risultati buoni. Oggi avete affrontato il Fregona nel vostro campionato, come ti sei trovata in campo? Abbastanza bene, e il ruolo era quello che facevo anche prima,
e anche in difesa, sì, avevo già giocato in difesa sempre con il Vittorio nel torneo dell'anno scorso. A Rosa di Maggio parli? No, quello di giovani calciatrici. Ora c'è la pausa, quali consigli ti sta dando mister Fattorelli? Intanto mi devo abituare a giocare a 11 perché prima giocavo a 9 e di fare il meglio che posso. Siamo con Cinzia Biz, accompagnatrice delle giovanissime. Cinzia, cosa si può dire di queste ragazze che stanno sicuramente crescendo molto? Credo che all'inizio sia stato un po' difficile come campionato perché contro tutte squadre maschili, tra l'altro del pari età, quindi impegnativo come campionato, però le ultime partite vedo che ingranano sempre di più, vedo che se la giocano fino all'ultimo momento e quindi credo sia una crescita esponenziale per queste ragazze. Ne parlavamo prima con le ragazze, sicuramente oltre a questo ci deve essere anche il divertimento. Naturalmente sì, ci deve essere il divertimento, ci deve essere la serietà in quello che si fa e l'impegno. Con questi 3 ingredienti riusciamo a fare un bel dolce di Natale. E i risultati arriveranno anche più avanti sicuramente. Ma certo. Ora sicuramente non si guarda quello. Ma certo, ma questo è un campionato che i risultati per noi valgono quel che valgono. Questo campionato a noi serve per farle crescere, che poi arrivino nella primavera contro ragazze e lì si vedrà cosa abbiamo fatto in questi anni. Da parte della squadra delle giovanissime e della società, auguri di buon Natale a tutti.